Oh, ma già sto a 30 km/h! Ma non puoi fare le cose con sto monopatto! Oh, oggi finalmente potremo veramente testarli in off-road. Oh, no ragazzi, madonna mia, fighissimo! No, stava uccidendo! Oh, curva che terra! Oh, bellissimo, col piede da fuori! Oh! Poi sono troppo potenti sti cosi. Ragazzi, oggi location diversa. Ragazzi, avete visto bene, oggi siamo all'interno del campo, stiamo avanzando con i lavori e finalmente oggi apriremo un monopattino e lo testeremo realmente in un percorso di hard enduro. Vabbè, un mezzo percorso perché ragazzi siamo in fase di lavori. Infatti siamo andati a comprare un altro po' di legna, ragazzi, 700 euro ci è costata tutta questa legna, stiamo spendendo un bel po' di soldi. Ragazzi, sono già usciti anche 2 episodi, vi lascio la i qua in alto con la playlist, andate lì a recuperare, dateci supporto, è un progetto veramente che punta a togliere i ragazzi dalla strada. Cerchiamo di crearci lo spazio nostro per divertirci in sicurezza con tutte le protezioni e cerchiamo di lanciare anche un messaggio positivo. Facciamo qualcosa di diverso che al sud questi progetti sono poco visti. Ma adesso andiamo a recensire lui. Manele, come si chiama? Ayer Rir. What? Ma come? Ayer Rir. Ieri. Ragazzi, stiamo avanzando alla grande nella costruzione di quello che sarà il percorso oggi con tutta la legna che abbiamo preso. Poi vedrete dal video dedicato, che anche oggi stiamo registrando anche per il 3° episodio. Oggi vogliamo farci male. E qui possiamo farci male, sei anche assicurato se ti fai male qui dentro? Io sì. Cioè andare a golf. Ma una forbice, c'era la forbice là dentro. Abbiamo rotto tutto. Comunque ragazzi, il modello in questione è un M4 Pro S Plus. SP. Sei pronto, Manu? Vai, Manu! A few moments later. Dai, rompia. Ah, tada! Non si vede niente. Ce l'abbiamo fatta. Ah, no. Ah, wow, questo è bella! perfetto. Questo già è un valore aggiunto, ragazzi. Camera d'aria di ricambio. L'hai bucata tu col martello. Ma come quando mai? Non l'ho bucata, non dire bugie, ma noi. Questo c'ha la sella. C'ha la sella. Vabbè, adesso ce la montiamo la sella, dobbiamo fare off-road. Oh, oggi finalmente potremo veramente testarli in off-road, se ci pensi. Nulla da togliere, ragazzi, all'off-road vero. Hai visto? C'è i semimanubri, sono fighissimi. Mi piacciono troppo i monopattini così. Ah, c'è pure già, vedi, la sella c'è la predisposizione, allora. Dai, la montiamo la sella. Ecco qua. Lo sta abitando, Lolo? Mettiamo i guanti così siamo pronti e protetti per andare a fare off-road. Metti i guanti. Ragazzi, l'abbiamo aperto. M4 Pro S Plus Max. Non sapevano più quanti altri nomi aggiungere. 800 watt, motore singolo. Dichiarate dalla casa abbiamo 45 km/h che testeremo adesso su una superficie pianeggiante, la nostra superficie pianeggiante. È dotato di sella, ma può anche montare il poggiapiede per fare le pinne più divertenti. Noi ci lasciamo la sella perché già è uscita montata e andiamo sul sicuro. Doppio freno a disco, doppio ammortizzatore anteriore e posteriore, faro, andiamo ad accenderlo, dovrebbe già essere sbloccato. Porta un catenaccio. Che pull qua? Ci sta una password. Ho messo c'è 000, ma non va. Adesso è scritto sulle petto di istruzioni. Ma perché metti delle password? Perché metti delle password? Allora, io ho messo 000, 000, si spegne, 000. Quante volte ancora devo premerlo? Mi sto esaurendo. 2000 years later. Ah, ecco, è venuto a farti male. Oh, già sta impostato. Turbo, velocità 3, vieni qua, facciamo vedere un attimo le velocità. Ragazzi, impostazione, turbo, assist 3 e andiamo a comandare, cioè andiamo a farci male più che altro. Sti cosi schizzano troppo, aiuto. Oh, ma già sto a 30 km/h! Ma non puoi fare le cose con sto monopattino! Faccio questo! Mamma mia, questi non li puoi fare. Questo sì, però. Sono proprio in bilico. Comunque ragazzi, non abbiamo messo questo qua posizionato, fratello, è difficile salire così di velocità, Con lo scooter sicuramente ci è più facile.
Voglio, sono troppo potenti sti cosi. Cioè, c'hanno una... E non ha Manuele, ma perché monti la sella se non la fermi? È uno scherzetto. Uno scherzetto, sì. Oh, comunque già, diciamo che ad ostacoli, già che salta questi tronchi così, sale qui senza problemi, sono io il problema. Aspetta, lo devo fare. Bellissimo. Si impenna ogni secondo. Prova a fare gli hop. Questo è difficilissimo, eh. Vai. Dopo questo è easy. Che cavata! No ragazzi, madonna, è fighissimo. Stavo facendo male! Pure la vista, la stavo perdendo. Ma noi provalo e fatti male. Ok. Cioè è divertentissimo, stai attento naturalmente, non parti male. Oh ragazzi, adesso che inizierete a conoscere anche i vari ostacoli, poi daremo un nome a tutti. Si stava uccidendo. A tutti i vari ostacoli daremo un nome. Potete dirci, Vale, voglio che fai. Eccolo, voglio che fai tipo quello. Salta. Oh, ragazzi, c'è da dire anche che Emanuele pesa 90 kg. No! Ma quello è difficile. Cioè lo fai, ma non lo fai così. Guarda, assurdo comunque. Guarda, guarda, lo distruggi, guarda così. No! Perché devi rompere il monopattino? rompe, secondo te? Ma quello è alto, vedi? Sei un po' stronzo. È troppo bello. Ah, lo vuoi provare? Sì, devi provarlo, fidati. Prova là. La cosa è un penna. Ragazzi, naturalmente vi lascio un link in descrizione con un codice sconto che potete risparmiare qualcosina. E cioè, io resto sempre più sbalordito dalla potenza di questi monopattini. Li rendono assurdi e sicuramente ne metteremo qualcuno a disposizione anche di voi per farvi divertire. Cioè, ma questo lo fai proprio semplice. Oh, l'hai fatto subito, diretto, bellissimo. Quale sei la pinna? Bello, molto bello. Sul rettilineo. Sali. Ci sei? Non mi voglio fare male. Vai, dai, non ci facciamo male. Fai salto. No, quale salto? Sei pazzo? Oh, 27 km orari. Mi metti il braccio a terra. 27 km orari. Allora, 16, 17, aspetta, vediamo la velocità. 22, 23, oh, continua a salire, fra. Bellissimo. Questa è in salita, eh? E siamo anche in salita. Oh, curva vecchia a terra. Oh, bellissimo, col piede da fuori. 23, vedi che adesso abbiamo preso velocità. 26, Aia. salto. 27, Esci. 30, usciamo dalla pista. Rettilineo. Siamo in salita. Si è fermata a 26. Ma secondo me no, ma io sto a mappa 3. Si può mettere anche più potente ancora, va giù. Falla stretta. Stretta? Vai. Cadiamo? Oh, non ti mettere dietro che si impenna. No, Manu, se sei a terra o storto ci uccidiamo. E che fa? Ma perché ci fa male? Titolo. Ma maledì. Oh! Ragazzi, dalla casa madre dichiarano 150 kg. Abbiamo testato. Io sono 78 kg, ma non è 90. Quindi, 168 kg, dichiarano 150. Va bene, ci divertiamo. Si riesce a fare tutto. E adesso lo caricheremo anche pieno di legna perché ci aiuterà a portare tutti i vari ostacoli che dobbiamo terminare le altre 2 corsie. Io vi ricordo come sempre del link in descrizione con uno sconto, di iscrivervi al canale e di darci supporto perché ragazzi, a breve vedrete, dammi qua. Vedete tutto questo che vedete qui? Sarà uno spazio tutto nostro dove potremo divertirci come i pazzi, in sicurezza e creare una di quelle community più belle che ci possa essere. Ci becchiamo al prossimo video. Ciao.